Assessore, quali opere pubbliche attendono il suo comune, quali sono in corso di svolgimento e quali verranno fatte in futuro? Sono molto felice di poter dire che nelle opere pubbliche che riguardano il Comune di Suregana, tra le più importanti, la palestra arcobaleno di Ponte della Priora è un cantiere che dopo una pausa di sospensione dei lavori dovuta al Covid ha ripreso i lavori. Abbiamo appena approvato una perizia di varianti per introdurre delle migliorie e delle modifiche e contiamo che questi lavori siano terminati entro la fine dell'anno. L'impresa ci ha dato ampie garanzie su questo argomento e stanno lavorando. E poi vorrei aggiungere la pista ciclabile di Via Barche, un'opera molto attesa sulla quale stiamo lavorando già da tanti anni. L'impresa è stata appaltata. Abbiamo un'impresa, abbiamo già incontrato questa impresa nella prima riunione utile e operativa e adesso stanno organizzando e programmando la gestione del cantiere. Non appena sapremo quando inizieremo i lavori faremo una comunicazione per tempo in modo tale che tutta la cittadinanza ne sia avvisata. Gli interventi sul verde pubblico invece? Sul verde pubblico stiamo facendo molti interventi. Dalla stazione di Ponte della Priora, dove ci troviamo in questo momento, è stata fatta una pulizia generale di tutta l'area e in parte svolta anche dai volontari comunali che ringraziamo particolarmente, ma tramite gli uffici e una ditta specializzata abbiamo fatto un'eradicazione di fondo delle sponde erbose che erano abbandonate da tanti anni con delle piante e degli infestanti che abbiamo tolto. Ma oltre a questo il Comune di Suregana ha moltissime piante anche molto importanti e abbiamo fatto un intervento di protezione, risanamento e di cura, in particolare dei cipressi che sono presenti presso il cimitero di Suregana che avevano una malattia e sulle piante della salita che porta al castello di Suregana, cioè via San Salvatore, nella quale abbiamo fatto delle prove anche di trazione sulle piante per verificare la stabilità in caso di maltempo e in caso di forte vento. E questo per cercare di curare al massimo il patrimonio verde e boschivo del Comune di Suregana, che è molto importante e caratterizzante il paesaggio che ben conosciamo e le nostre vedute.